Rieccoci nell'ultima parte di Primus Inter Pares, l'appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, come di consueto vi ricordo, siamo in diretta anche sulla pagina Facebook e ovviamente anche in tutte le altre piattaforme. Ospite in questa seconda parte c'è il primo dirigente e comandante della Polizia Stradale di Padova. Abbiamo già iniziato a chiacchierare, abbiamo avuto qualche piccola contrapposizione, se così si può dire in maniera scherzosa ovviamente. Senta invece, per quanto riguarda, siamo arrivati sulle strade, ovviamente i controlli delle varie strade dove le avevo chiesto se la polizia deve segnalare a chi di proprietà se ci sono delle anomalie, e per quanto riguarda gli autovelox e quei controlli lì, è la polizia che si mette di nascosto dietro i pali per prendere. La polizia non dovrebbe essere da deterrente, invece si nasconde per dare la multa a quello che corre velocità. È bello secondo lei questo oppure va fatto? Beh, anche su questo l'utilizzo degli autovelox è disciplinato in maniera tassativa dalla normativa e da direttive che si sono susseguite negli anni di vari ministri dell'interno. Parlo del ministro Maroni, quindi sono delle direttive molto stringenti. Il controllo e coordinamento per quello che riguarda i servizi in postazione fissa, tra l'altro è di competenza della prefettura, quindi è il prefetto di ogni provincia che autorizza l'installazione di apparecchiature fisse, e dopodiché ci sono invece i servizi fatti con le apparecchiature mobili che le forze di polizia possono fare assolutamente autonomamente. Però anche lì ci sono degli obblighi, appunto dicevo la direttiva Maroni e la direttiva Minniti, sono due che si sono susseguite, che impongono la segnalazione della postazione di servizio. Quindi questo è un obbligo di legge, quindi chi effettua il servizio deve mettere una segnaletica mobile che avvisa e preavvisa del servizio. Cioè se c'è un'autovettura della polizia con, chiamiamo autoscatto, sì, come ormai le apparecchiature sono apparecchiature sofisticate che controllano la velocità, definiamole così, prima deve esserci l'avviso che c'è l'autovettura, quindi sì, non lo è prevede che la norma, esatto. Perché ho sempre visto l'autovettura, non ho mai visto l'avviso. Non aveva notato il cartello prima, deve esserci per norma. Sì. E viene tra l'altro, ne viene reso edotto anche sul verbale di contestazione, si segnala che era stato preavvisato a metri 400, 250, insomma secondo di come, quindi ne viene dato atto nel verbale. Ecco, lì comandante, sono nate nei tempi addietro anche delle forti contestazioni, perché tanti dicevano che non erano regolari, che non funzionavano bene. Oggi com'è la situazione sotto l'aspetto tecnologico moderno, definiamolo, sono perfetti? Garantiscono una sicurezza? Anche lì è tutto previsto dalle norme. Le apparecchiature devono essere omologate, devono essere revisionate, quindi sono apparecchiature che sono soggette a un controllo tassativo previsto dalla norma. Quindi non è possibile fare rilevazioni di velocità se non con apparecchiature omologate dal Ministero dei Trasporti e soggette a revisione periodica dagli organi di controllo. E quindi è tutto, funzionano alla perfezione, non è che vengano... Sono macchine, quindi affinché funzionino alla perfezione devono essere sottoposte a controlli periodici. Ecco, e che raggio hanno di azione le ultime generazioni di queste macchine? Cioè quando riuscite a capire la velocità di un'autovettura a 200, 350 metri, è una curiosità che ne chiedo anche per i nostri la potenzialità delle apparecchiature moderne è anche un chilometro di anticipo. Quindi un chilometro riesce anche a capire... Anche se la media della rilevazione è sui 300-350 metri dalla postazione. Quindi quando arrivano a 300 metri la macchina riesce a capire la velocità che ha in avvicinamento, quindi quella reale, ma in una frazione, cioè in un attimo raccoglie... In una frazione di secondo io per esempio le faccio un esempio banale, vedo a distanza che vado a 100 all'ora, la velocità è 70, vedo che c'è la pattuglia, ovviamente freno e cerco di diminuire. Potrebbe essere troppo tardi. È troppo, ecco appunto, quando passa quel controllo... Ripeto, le apparecchiature moderne sono molto sofisticate e nella frazione di secondi fanno migliaia di misurazioni. In realtà appunto è tecnologia avanzata, per cui fanno delle misurazioni delle fasi di avvicinamento in base ai metri percorsi e quindi riescono a essere precise già a 1 chilometro di distanza, sia in avvicinamento sia in allontanamento. E quante di queste autovetture con queste macchine che controllano la velocità ci sono in una città come Padova giornalmente?
Allora, anche lì, ripeto, rientra in quel piano di ripartizione di controllo in base ad obiettivi, quindi noi lavoriamo in base ad obiettivi prefissati, per cui c'è una programmazione settimanale e ci sono dei controlli settimanali, non è costante tutto. E parliamo ovviamente del controllo con l'autovettura, non le postazioni fisse, che la polizia stradale, diciamo, nella provincia di Padova non ha postazioni fisse, ha solamente postazioni mobili che vengono quindi messi nei punti critici, nei punti considerati più pericolosi. Il parametro è doppio, deve essere un punto considerato pericoloso per la circolazione ma non pericoloso per l'operatore, perché attenzione, anche il servizio di controllo può rivelarsi un'esposizione al rischio dell'operatore. Io ho piacere di ricordare, anzi dovrei dire dispiacere di ricordare, che la Polizia Stradale paga un tributo di feriti e vittime a livello nazionale che è tra i primi tra le forze di polizia e le forze dell'ordine, perché l'attività di controllo del traffico sotto tutte le sue sfaccettature comporta un'esposizione al rischio notevole degli operatori e su questo lavoriamo molto. Guardi, io in questa trasmissione, ne devo dire una confidenza, comandante, ho avuto forze politiche importanti e a tutte, quando mi parlano della polizia, di chi tutela l'interesse italiano, dico che siete e che sono stipendiati poco, che dovrebbero essere trattati in modo migliore perché mettono a repentaglio la loro vita, quindi sta sfondando una porta aperta con me, sono perfettamente d'accordo con lei e credo che quando mi dicono il guadagno di uno che entra in polizia appena entrato, lo trovo una cosa davvero umiliante da quanto basso è in proporzione al rischio che il lavoro che fa il rischio del lavoro che fa, quindi sicuramente mi sono permesso di fare anche questo intervento perché sotto questo aspetto sicuramente c'è da lavorare e qualcuno dall'alto a livello politico deve lavorarci in modo tale che migliori anche le condizioni di chi fa questo tipo di lavoro, voi, i vigili del fuoco, i carabinieri, insomma tante forze dell'ordine che sicuramente vengono gratificate poco economicamente per quello che meriterebbero. È un mio punto di vista e lo prenda come tale. Sì, non entro assolutamente infatti in questo tipo di ragionamento, ma mi piace riferire che la nostra amministrazione, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, è estremamente sensibile alla sicurezza dei suoi operatori. Quindi abbiamo ad esempio come Polizia Stradale già da quasi 20 anni delle linee guida che quindi dicono esattamente al nostro operatore come muoversi per garantire la sua sicurezza e anche lì tutta una serie di accorgimenti, di strutture, di tecnologie hanno fatto sì che per fortuna questa frequenza di eventi con lesioni dei nostri operatori sia andata a calare. Le faccio un esempio che potrebbe essere banale, anche la tecnologia del casco, i caschi attuali a bordo dei nostri motociclette rispetto ai caschi degli anni 50, 60 e 70 sono ovviamente molto più performanti. Abbiamo veicoli che proteggono molto di più i nostri conducenti, quindi. E in più c'è tutta una serie di accorgimenti dalla visualizzazione, dall'abbigliamento utilizzato che fanno sì che andiamo a ridurre per fortuna questo rischio da esposizione al traffico. Siamo arrivati a un ragionamento che era l'ultimo che volevo intaccare nella scaletta, poi allora ritorno perché dovevo chiedere appunto sul casco, sui telefonini e su tant'altro, però ritorniamo perché poi devo ritornarci ancora, quindi non voglio saltare. L'organico qui a Padova della Polizia Stradale quanto è formato per quanto riguarda autovetture, per quanto riguarda motociclisti e tant'altro? Ma guardi, anche l'organico fa riferimento a piante organiche che sono definite a livello ministeriale e quindi viene calibrato in base a... Però quanti siete più o meno qui a Padova? Nella provincia di Padova come Polizia Stradale siamo 60 uomini. 60 uomini e donne con un numero di mezzi adeguato. Quante donne e quanti uomini? Le donne sono all'incirca il 20%. E quindi volgono lo stesso, lavoro che ovviamente come giusto sia svolge l'uomo. Invece per quanto riguarda le attrezzature, le automobili, le motociclette, avete tutto di ultima generazione, il parco macchine com'è? Sì, assolutamente, abbiamo parco, anche lì, anche sul parco auto ci stanno dei programmi di sostituzione che sono stabiliti da norme, per cui ogni tot di chilometri sono soggetti a revisione, continua manutenzione, quindi assolutamente abbiamo un parco adeguato, abbiamo delle attrezzature assolutamente
assolutamente adeguate. Senta, un'altra curiosità, voi non avete macchine private come ce l'ha la Digos, cioè non con la scritta polizia, oppure avete solo ed esclusivamente macchine, cioè la polizia stradale può fermare un soggetto con una macchina non evidentemente? Assolutamente sì, abbiamo anche autovetture con colori di serie, le definiamo noi, quelle che vengono definite autocivetta, come dice lei, e vengono utilizzate per alcuni servizi a sorpresa, ad esempio quello che citava prima, perché è uno dei servizi più difficili da attuare, per la repressione proprio dell'uso del cellulare, perché ripeto, è molto facile abbassare il telefonino appena vedo la macchina della polizia, invece vengono fatti con autovetture con colori di serie, quindi meno riconoscibili, e vengono contestate immediatamente, perché questo prevede la norma, però questo rende difficoltoso contestare proprio le varie scorte. È compito anche della polizia stradale per qualche politico, qualche esigenza anche sanitaria, oppure è compito di altre? No, assolutamente, la scorta della polizia stradale è sempre una scorta di sicurezza per la viabilità, e vengono fatte per tutta una serie di oggetti o soggetti sensibili. Ad esempio, lei ha citato il politico, pensiamo alla visita del Presidente della Repubblica, prevede una scorta di sicurezza all'autorità, ma anche una staffetta di viabilità a cura della polizia stradale, che quindi si occupa che la personalità non trova ostacoli lungo il corteo prestabilito. Come ad esempio facciamo la staffetta e trasporto di organi, ne abbiamo avuti più di uno, e per questo abbiamo dei mezzi sul territorio nazionale specializzati, sono delle autovetture Lamborghini, che sono appunto per la scorta di organi a livello nazionale. L'altra nostra attività di elezione, perché la polizia stradale... Però ne avete poche, mi sembra ci sia una a Bologna. Non riesco a dirle il numero esatto, dovrebbero essere 4 o 5, sono dislocate tra Roma e Bologna e si spostano però all'occorrenza. Si spostano all'occorrenza. Dicevo, l'altra scorta molto importante, a cui ci teniamo molto perché fa parte della nostra storia, è ad esempio la scorta alle gare ciclistiche. La scorta alle gare ciclistiche, perché anche lì c'è da garantire un dispositivo di sicurezza ai corridori, nonché agli altri utenti della strada, per cui sono scorte motociclistiche, queste sempre richiedono elevata professionalità, e noi abbiamo festeggiato quest'anno i 75 anni dalla fondazione, sono 75 anni ad esempio che scortiamo il Giro d'Italia e tutte le principali manifestazioni. Ovviamente ognuno nella propria regione, c'è quelli che quando passano per il Veneto ci sono quelli, la polizia del Veneto, non è che sia tutta... No, determinate... O è già organizzata e fanno tutti... Ha una scorta, cioè, le gare del tipo quella città del Giro d'Italia ha una scorta che li segue dall'inizio alla fine. Ah, proprio li va... Sì, con l'ausilio dei territoriali, definiamo noi, cioè in ogni provincia si dà supporto, esatto, agevolando, però il dispositivo generale è sempre lo stesso. Io ho avuto la fortuna, perché così la considero, di essere il comandante della scorta del Giro d'Italia nel 2015, ed è stata un'esperienza professionale davvero interessante. E si è anche divertito. Impegnativa, però è anche divertente, assolutamente sì, anche perché sono un appassionato di ciclismo. L'atto ludico, c'è l'atto bello, insomma, soprattutto per chi ama il ciclismo come me, quindi, insomma... Senta, uno entra in polizia e vuole fare il motociclista oppure vuole fare l'autista delle autovetture, deve fare un corso, come fa? Cioè, sì, oppure è uno che ha già la patente e non ha problemi? No. Ogni nostra attività è soggetta a specializzazioni, quindi a corsi di specializzazione, quindi abbiamo i corsi per i motociclisti, per i conducenti di autovetture, e diciamo che l'obiettivo anche lì di questa formazione è rivolta alla sicurezza dell'operatore. Cioè è importante che l'operatore operi in sicurezza per se stesso intanto e poi per gli altri. Senta, invece per la polizia che va sugli elicotteri è sempre compito vostro oppure è un altro dipartimento, un'altra... Questa domanda mi piace particolarmente perché la genesi storica, cioè la nascita dei reparti volo, erano alle dipendenze della polizia stradale, quindi nascono come velivoli per l'osservazione del traffico. Di supporto, insomma. Di supporto proprio per l'osservazione del traffico, e dipendevano dai comandi di polizia stradale. Oggi, già da tantissimi anni, sono dei reparti autonomi, quindi sono reparti volo gestiti dal Ministero direttamente, quindi si muovono su input ministeriali. Ecco, in una regione come il Veneto, il reparto volo, dove ha la sede? A Venezia. A Venezia, quindi c'è bisogno, chiedete aiuto, sì. Chiedete aiuto a Venezia. Assolutamente. E di quanti elicotteri dispone? Non riesco a dirgli perché non è un mio reparto. No, sono 4-5, hanno sia gli elicotteri sia gli aerei.
Quindi abbiamo 3-4 elicotteri e un paio di aerei, però ripeto, non è mia materia, ecco, non è casa mia. Non lo sapevo, l'aereo invece che compito ha? Stesso compito di osservazione di vigilanza stradale, potrebbe servire anche per il trasporto di autorità, ha trasportato il capo dello Stato, il capo della polizia in situazioni di emergenza, insomma, quando c'è da percorrere lunghe distanze in sicurezza. E quindi i piloti degli aerei e degli elicotteri sono sempre reperibili, diciamo, devono essere assolutamente, quelli certo, nell'urgenza, devono essere sempre... È una bella macchina, comandante, tutto sto... È una macchina molto complessa, sempre in evoluzione, perché c'è evoluzione tecnologica, c'è evoluzione normativa, quindi il Dipartimento della Sicurezza è sempre impregnato e sempre proteso verso nuove organizzazioni, nuova tecnologia. Senta, adesso ritorno indietro perché ovviamente questa è l'ultima parte della trasmissione, però eravamo arrivati così. Prima nella sicurezza lei mi ha detto che con i cellulari le autocivette è uno dei modi per ovviamente controllare chi usa ha dei comportamenti non corretti, però ci sono anche problemi dei caschi, i problemi ovviamente di chi corre delle cinture di sicurezza, e tutto questo come viene controllato? Sempre col metodo tradizionale, perché caschi, cinture e telefonini prevedono, la norma prevede la contestazione immediata, quindi ci deve essere un'attività di controllo e contestazione immediata su strada. Come diceva lei, come dicevamo prima, per i telefonini è un attimo più difficile, perché il conducente controllato alla vista dell'autovettura del controllore lo abbassa e quindi non c'è quella possibilità di contestarlo. No, ma il fatto è che io dico, lei ha ragione, e delle volte però lo uso anch'io, e fra me dico porca miseria, lo chiedo, e poi delle volte lo uso anch'io. Poco, perché cerco di usarlo con la macchina, però qualche volta lo uso anch'io, c'è proprio una cosa che lì bisognerebbe che... È una di quelle condotte che chi è senza peccato scaglia la prima pietra, ovviamente. Io sono in peccato, non tantissimo, però lo sono. Ma già l'importante è la consapevolezza, perché anche lì basta sapersi gestire, poi arriva la chiamata o il messaggio, mi rendo conto che mi fermo e faccio la mia telefonata, insomma, l'importante è collegare l'utilizzo del telefonino alla guida al rischio. Ma oggi, comandante, lei vede... Dovremmo stare sempre fermi. Lei vede, oggi lei cammina, in bicicletta c'è quello che ha il telefonino, monopattino c'è i telefonini. Le faccio un esempio banale. Tempo fa in città, in centro a Padova, io corro in macchina, c'è una ragazza che avrà avuto 16-18 anni 18 anni più o meno, così, in bicicletta con una busta, non so se di spesa o di qualcos'altro, e il telefonino. Allora io abbasso il finestrino perché andavo a 20 all'ora in centro. Ha fatto questo gesto che non tutti capiranno, per abbassare il telefonino. E ovviamente andavo a 20 all'ora perché eravamo nelle piazze, Piazza delle Erbe, e alla ragazza dico si fermi, perché andava ovviamente anche sul ciottolo, andava zicchezzando, e ho detto si fermi, e mi ha fatto anche il dito, hai capito? Una volta io con gli anziani quantomeno avevo più rispetto, oggi prendi che parole se li fai un'osservazione. Questo per dire che nelle biciclette, nel pedone che attraversa le strisce pedonali, stanno lì col telefono e attraversano lentamente, ormai il telefono è di un uso davvero da parte di tutti, magari, anzi senza magari esagerato, però non si può fare nulla, quindi in macchina ci dovrebbe essere un fatto. Lei mi dice, un controllore per ogni controllato. No, lei nel ragionamento che ha fatto prima ha detto è l'utente che deve stare attento a non superare dove non c'è la possibilità. Dica che è l'utente che non deve usare il telefonino. Assolutamente, è ovvio. Ma ho parlato di consapevolezza del rischio. Nel ragionamento che facevamo prima. Noi andiamo moltissimo nelle scuole di ogni ordine e grado e facciamo vedere dei video e facciamo fare anche delle prove pratiche sulla difficoltà del multitasking, cioè della nostra capacità di fare più cose contemporaneamente, e come riusciamo a dimostrare con dei giochini come facendo più cose contemporaneamente facciamo più errori. Quindi lo portiamo nel campo didattico proprio per dimostrare che non siamo in grado, non siamo strutturati per fare più cose contemporaneamente. Figurarsi se siamo in grado di fare un'attività
pericoloso. Non dimentichiamoci che l'attività di guida è un'attività tecnica pericolosa, quindi che richiede perizia, ma anche concentrazione, attenzione ed efficienza fisica. Figurarsi se possiamo farla distraendoci anche per pochi secondi. Noi dimostriamo anche, per quando lei ha detto, parlava prima del suo starnuto di pochi secondi, anche lo starnuto in realtà è una turbativa alla sicurezza stradale, perché appunto comporta per alcuni frazioni di secondo piuttosto che frazioni di secondo la chiusura. In frazioni di secondo a 130 all'ora si percorrono decine di metri, quindi anche quello è un rischio per la sicurezza stradale. Non possiamo dire certo non starnutiti alla guida, non so come dire. No, era corretto. Noi dobbiamo lavorare per creare la consapevolezza. Dopodiché, se si potesse lavorare anche di più sulla tecnologia, appunto per evitare l'utilizzo, quantomeno l'utilizzo delle mani, ad esempio si è lavorato prima per il telefonino, come dicevamo, devi necessariamente utilizzare una mano se non tutte e due per comporre il numero, adesso si può fare col comando vocale, quindi la tecnologia ci è venuta incontro sulla tematica sicurezza stradale, però dobbiamo lavorare sulla consapevolezza del rischio, quindi se c'è necessità dell'utilizzo dello smartphone mi fermo, accosto, faccio i miei controlli e riparto. È l'unico sistema. Senta, comandante, ultimamente proprio in questo ultimo periodo, all'inizio dell'anno sono successi molti incidenti mortali qui nel nostro territorio, uno l'altro giorno nella strada Piovese, proprio con i 3 morti, cioè tutti molto probabilmente causati da altissima velocità e da anche, si può dire, anche negligenza da parte di chi è al volante. Si può fare qualcosa in merito a questo, divulgare, pubblicizzare di andare piano, tanto come già l'ho fatto, insomma, cosa si può fare perché diminuiscano questi episodi che nell'ultimo periodo sono stati davvero tanti e anche molto gravi, anzi mortali. Ma ripeto, l'unica speranza, ed è poi quello che ci ha portato ai risultati di riduzione, perché io sono entrato in polizia ormai quasi 29 anni fa, viaggiavamo su una media nazionale sui 7.500 morti, oggi abbiamo una media nazionale intorno ai 3.000, quindi questo vuol dire che strada ne è stata percorsa, dobbiamo continuare in questa direzione con un coinvolgimento a 360 gradi di tutte le agenzie, le istituzioni, tutto ciò che fa parte della società civile, creando innanzitutto la consapevolezza, perché ripeto è quello che manca, la consapevolezza, perché la conoscenza delle norme ormai, io ho un bimbo di 5 anni, ma già da quando ne aveva 3 era consapevole delle regole basiche, rispetto del semaforo, rispetto dell'utilizzo delle cinture, quindi la consapevolezza sulle norme ce l'abbiamo. Già iniziato con suo figlio così a 3 anni? No, ci è arrivato da solo, perché chiedeva perché è rosso, perché ha messo i semafori da andare da una stanza all'altra. Assolutamente no, ma le assicuro che noi, questa era una... Sto scherzando ovviamente. No, certo, ma le assicuro che noi andiamo dalle scuole dell'infanzia alle scuole elementari, la norma è conosciuta, le norme, non c'è una mancanza di conoscenza della norma. C'è una mancanza di conoscenza del rischio, quindi di consapevolezza, per cui dobbiamo lavorare in sinergia, ripeto, lo Stato lo fa. Consideri che il codice della strada, quindi la norma base, nell'articolo 1 coinvolge tutto lo Stato nel perseguimento di questo obiettivo che è la sicurezza stradale. Quindi lo abbiamo nella nostra norma primaria e deve essere una consapevolezza a 360 gradi. Senti, in chiusura di questa trasmissione cambierebbe qualcosa o va tutto bene quello che c'è all'interno della polizia stradale, così visto che ci lavora da 30 anni, ha una grande esperienza, c'è qualcosa da migliorare oppure no, quello che sta facendo i massimi esponenti è giusto, va tutto bene oppure migliorerebbe, aumenterebbe l'organico, aumenterebbe lo stipendio, qualcosa farebbe o va tutto bene? Guardi, nel mondo umano tutto è perfettibile, tutto è migliorabile. E noi, come le ho detto, facciamo parte di una struttura organizzata a livello centrale che è in continua evoluzione, è una struttura che si mette continuamente in discussione e cerca nuove strategie, nuove soluzioni e le distribuisce a cascata sul territorio nazionale. Per cui io sono sempre fiducioso nel miglioramento dell'istituzione. Quello che le posso garantire è che in questi anni ho visto elevarsi notevolmente
naturalmente ad esempio la professionalità degli operatori, quindi col connesso livello culturale notevolmente elevato. Abbiamo degli operatori molto professionali che approcciano alla propria professione anche con la dovuta umanità. Un esempio ne è stato l'altro giorno proprio nell'assistenza al pullman dei cittadini rumeni. Le assicuro che autonomamente i miei collaboratori si sono attivati per rifocillarli, portarli al caldo, farli mangiare, e di questi abbiamo avuto ampi riconoscimenti anche dalle autorità consolari rumene, che hanno riconosciuto, a fianco della professionalità che probabilmente si aspettavano, anche quel livello di umanità che è connesso necessariamente alla nostra professione. Siete in chiusura, non le chiedo l'età o se la vuole dire lei, 30 anni però che è nella polizia. Come mai ha scelto di fare questo lavoro? Da dove nasce? Lei è di Potenza, ha una bella carriera perché ha citato molte città, non le ricordo ma sono tantissime, l'ultima mi sembra Varese, mi corregga se dico qualche inesattezza. Come mai dice, beh, io voglio fare il poliziotto, insomma, mi danno fastidio i ladri, era nata così l'idea? A volte le nostre vite decidono per noi, questo è sicuro. E nella sua? Però indubbiamente, ecco, io non ho una storia familiare di forze dell'ordine o di forze di polizia, ma di tutte altre professionalità, connesse un po' al mondo del diritto. Quindi partendo da uno studio giuridico fatto, mi si prospettò questa possibilità, però oggi come oggi, a consuntivo della mia carriera, perché ormai non mi manca ancora molto da dare all'amministrazione in termini anagrafici, l'entusiasmo c'è tutto, sono davvero contento di aver abbracciato questa carriera perché, come dicevo prima, unisce il riconoscimento della professionalità che viene riconosciuta ove applicata a 360 gradi con un coinvolgimento emotivo che è quello che completa anche l'uomo nella sua integralità, credo. Non mi hai risposto alla domanda. Come mai hai fatto il poliziotto? Ripeto, ho detto, a volte decide anche un po' per come noi. mai nasce? Cioè, ho capito, mi ha spiegato così No, a livello... sicuramente... Anche un bravo, mi parla come i politici, io sono un po' più al terra, cioè la domanda, un giorno nasco, io vorrei guidare gli aeroplani, vorrei fare il pilota aereo, vorrei fare il pilota... lei nasce perché ha voluto fare il poliziotto? No, così è voluto da un giorno all'altro, ha detto, beh, guardi, voglio... Io credo e spero che ancora oggi sia un lavoro che affascina la maggior parte dei bambini. E quindi era perché lo affascinava? Ma non da bambino, devo dire la verità, è una passione che mi è venuta giorno dopo giorno, quindi il primo approccio è stato, direi, quasi casuale. Sicuramente c'era il rispetto e l'attrazione intanto dell'istituzione in generale. È stata una cosa casuale, insomma. E la prima volta che hai indossato la divisa cosa ha provato? È stato emozionante? Ero incredulo, ancora non ci credevo e non ci credo ancora oggi che faccia questo lavoro. Perché non ci crede? Perché sono molto orgoglioso di farlo e quindi... ci crede, c'è una divisa, è anche un incarico importante, quindi ci crede sicuramente. E quindi nella vita professionale sua è stato gratificato? Assolutamente sì, questo che volevo dire. Questo punto. Sono ampiamente gratificato di quello che ho fatto e ringrazio l'amministrazione per avermi dato l'opportunità di farlo. Perfetto, lei è stato, non ho ancora capito se è stato il cuore a farlo diventare poliziotto, però è diventato... Tutte e due le cose, sicuramente il cuore e la mente. Tutto quanto assieme. Certo. Va bene, comandante Gianfranco Martorelli, la ringrazio di essere stato con noi, davvero è stato molto interessante. Ovviamente vedo che il vostro lavoro lo state facendo con molta professionalità, io mi auguro che permetta anche che succedano meno incidenti, meno sulle strade, e ovviamente se sarà è sicuramente anche gran parte per merito vostro, quindi davvero in bocca al lupo e buon lavoro e grazie di essere venuto. Grazie a voi. Invece ai nostri telespettatori do appuntamento a mercoledì prossimo con una puntata molto importante perché avremo il ZAN, parleremo ovviamente dei transessuali, di tutto quel genere lì, e poi avremo il sindaco di Venezia, Brugnaro, quindi una puntata assolutamente da non perdere. Buonanotte. Bellissimo.